Veniamo al Vesuvio. Qual è la situazione attuale della sua attività e gli studi in corso che sono attualmente in atto? Allora, l'attività del Vesuvio, mentre l'area dei Campi Flegrei dal dicembre del 2012 è classificata con lo stato di allerta giallo, che è il gradino superiore a quello verde di quiescenza, il Vesuvio, come anche l'area di Ischia, è ancora allo stato di quiescenza. Ed in effetti il Vesuvio negli ultimi decenni ha mostrato un'attività assolutamente entro la norma. Diciamo, l'unico periodo abbastanza recente in cui il Vesuvio ha dato luogo ad un'attività un po' fuori dalla norma è stato tra il 99 e il 2000, in cui ci furono parecchi terremoti, cioè i terremoti aumentarono molto in frequenza e anche in magnitudo. Ricordiamo che il 9 ottobre del 1999 ci fu il terremoto più forte mai avvenuto in tempi recenti a Vesuvio, almeno da quando noi li registriamo con strumentazione moderna, che era di 3,6. È l'unico terremoto vesuviano che è stato mai avvertito nella città di Napoli. E oltre a questo ci furono altri due eventi di magnitudo 3,3, ci furono molti sciami e, come dicevo, anche la frequenza sismica aumentò moltissimo. In quel periodo ci fu un po' di preoccupazione, ma in realtà poi entro circa un anno di tempo i fenomeni rientrarono e oggi assistiamo a una sismicità, diciamo, di tipo medio-basso, comunque ampiamente nella norma, e non ci sono altre evidenze che ci fanno pensare. C'è anche un relativo raffreddamento della base, diciamo, dentro al cratere, della zona in cui noi misuriamo anche la temperatura nel cratere. Quindi diciamo il Vesuvio attualmente, malgrado gli allarmi di parte della stampa che ogni tanto diciamo, vediamo sul web oppure sulla carta stampata, è in una situazione effettiva di quiescenza che non dà origine a nessuna preoccupazione. La ricerca sul Vesuvio chiaramente va avanti e specialmente i nostri colleghi dell'osservatorio pubblicano molto. Diciamo non ci sono stati da un po' di tempo, da quello che fu il grande progetto Tomoves, dei progetti di grande rilevanza, anche perché appunto l'attenzione scientifica, principalmente spinta da motivazioni di protezione civile più imminenti, è stata focalizzata negli ultimi anni più sull'area dei Campi Flegrei.